Eccoci qua, ben ritrovati cari telespettatori, siamo con un altro ospite per affrontare un'altra tematica molto interessante. È una storia vera che vede più protagonisti, ma in modo particolare noi abbiamo l'opportunità e anche l'onore di avere qui con noi in studio il professor Ermanno Ancona. Molti di voi lo conoscono, è primo direttore scientifico dello IOV, emerito di chirurgia generale all'Università di Padova, tra i padri fondatori dell'Istituto Oncologico Veneto. Ben arrivato professore. Grazie. E a noi fa particolarmente piacere perché l'occasione, con i 20 anni che vengono stati celebrati in questi giorni dalla fondazione dell'Istituto Oncologico Veneto, per ripercorrere proprio con lei, professor Ancona, quella che è la storia, le origini, le fondamenta, diciamo, di questo istituto, perché chi lo vive, lo ha vissuto, e speriamo che altri non lo debbano vivere, da paziente o comunque da frequentatore, lo vede sotto un certo profilo, un'entità che è stata costituita, un'istituzione, eccetera, che funziona, che dà dei risultati straordinari, sono stati pubblicati un po' ovunque, vediamo 7.000 pazienti all'anno, 6.800 operazioni chirurgiche, 58.000 interventi chemioterapici, 50.000 radioterapici, un istituto di ricerca straordinaria, insomma tanti numeri importanti, ma noi vogliamo andare più indietro, non oltre, più indietro, alle origini. E chi meglio di lei poteva consentirci di andare alle origini, e questo è molto importante. Prima di darle la parola, perché è molto interessante il suo racconto e voglio rendervi partecipi, per chi non dovesse conoscere il professor Ancona, proprio due o tre informazioni, perché dice: ma chi è il professor Ancona? Prima di andare a smanettare su internet, che magari si trovano cose non precise, e poi tantissime informazioni. Allora, direttore scientifico del Centro Oncologico Regionale del Veneto, direttore scientifico dell'Istituto Oncologico del Veneto, presidente del Comitato di indirizzo e verifica dell'Istituto sempre Oncologico del Veneto e direttore scientifico della Fondazione Berlucchi per la ricerca sul cancro. Primo stop, Fondazione Berlucchi ricerca sul cancro, ovvero, professore? Il presidente della Berlucchi SPA, della produzione dei noti fumanti, è stato un mio paziente per una malattia dell'esofago, è molto grave, molto avanzata, comunque è riuscito, insomma, ha sopravvissuto per un certo numero di anni e aveva alla fine fondato una fondazione, scusi questa cacolalia di parola, per la ricerca sul cancro. Aveva lui voluto che io fossi il presidente del comitato scientifico della fondazione. E noi abbiamo fatto dei bandi di ricerca nazionali, in tutta Italia c'erano ricercatori che mandavano le proposte, abbiamo finanziato ogni anno con 600.000 euro circa, in 10 anni che io ho fatto il presidente di questo comitato, quindi sono 6 milioni di euro per le ricerche in tutta Italia, e quindi è stato molto lungimirante. Aveva praticamente dedicato a questa fondazione la metà dei proventi annuali della Berlucchi SPA. E questo anche grandi uomini, perché lei è un grande uomo, sì, ma anche ha avuto l'opportunità di conoscere, facendo del bene, certo, altri sì, grandi uomini. Lei, come attività scientifica, non solo ricerca ma pratica, si è rivolto principalmente al settore della patologia esofagea e del trapianto di rene e pancreas. Sì. E sembra che la scelta della patologia esofagea sia nata, non dico casualmente, ma scartando altre specialità. È vero? Vuoi sapere come? Raccontiamo ai nostri telespettatori. Da piccoli, cioè appena entrati in un ospedale universitario, non ci facevano fare nulla se non il mestiere dello strumentista, quello che della suora, no? Dicevamo noi. E quindi facevamo della microchirurgia sui ratti con trapianti di cuore e di rene, che era una cosa abbastanza impegnativa anche dal punto di vista tecnico, però anche perché io miravo a fare i trapianti. Fin da questo periodo, sto parlando del 68, faccia conto, 67-68. E c'è da dire che ci eravamo resi conto però che il nostro leader caposcuola, che era il professor Pezzuoli, e il nefrologo Fiaschi erano totalmente disinteressati al trapianto di rene, e quindi non c'era futuro.
Allora una sera che eravamo all'osteria di Nane della Giulia, tanto per fare i nomi e i cognomi, dopo aver fatto questa microchirurgia, abbiamo cominciato a parlare e io ho detto: ragazzi, con alcuni giovani collaboratori che poi sono diventati persone importanti, perché il professor Tremolada, il dottor Frasson, che è stato primario anche a Sant'Antonio, no? E lo studente allora Roviaro, che poi è diventato clinico chirurgo a Milano, quindi persone di valore, no? Però eravamo tutti piccoli e abbiamo detto: qua non usciamo col trapianti a far nulla. Allora abbiamo detto: cambiamo. Ho detto, io avevo, sai, da giovani c'è quell'ardire a 28 anni, figurati. Ho detto: cambiamo. E abbiamo detto: che cosa possiamo fare? Allora, il polmone, guai chi lo tocca a Pezzoli, il cuore, Cevese, per carità, i vasi, no, c'è De Riu che fa i vasi, il fegato, il professor Maffei si offende, il pancreas, Spina che si offende, e gira, l'endocrino, no, l'endocrino c'è, l'endocrino. Abbiamo detto l'esofago, nessuno si occupa di esofago. E così abbiamo detto: allora, da domani ci occupiamo di esofago. E poi, siccome dice il proverbio latino audaces fortuna iuvat, noi non sapevamo che nel Veneto il tumore dell'esofago era a livelli epidemiologici altissimi, insieme con la regione di Caen in Francia e il Sudafrica, quindi nel mondo era una delle regioni a più alta incidenza di neoplasie dell'esofago. E così ci siamo trovati, abbiamo cominciato andando in giro anche a informarci delle tecniche, a vedere i vari gruppi di lavoro che c'erano in Europa, e alla fine il nostro capo, che avevamo scelto come, diciamo, era l'aiuto di Pezzoli, che era il professor Peracchia, che poi è diventato lui il leader di tutta questa chirurgia dell'esofago in Italia e in Europa, e lui ha potuto, dopo pochi anni, andare a presentare delle casistiche molto alte, e quindi poi dopo, quando lui si è autonomizzato e noi con lui, utilizzando la microchirurgia che avevamo imparato sui ratti, abbiamo eseguito dei interventi particolari, cioè il professor Aslan, che era all'Otorino, operava il tumore dell'esofago a livello cervicale, portando via la laringe, l'esofago, e poi allora dovevano fare delle ricostruzioni di chirurgia plastica con lembi di cute, muscoli, malati che non uscivano più dall'ospedale. E noi invece avevamo, con la microchirurgia, pensato di portare al collo, trapiantare un'ansa di piccolo intestino, anastomizzandola ai vasi del collo. Però l'arteria tiroidea a cui l'anastomizzavamo è 1,5 millimetri, e quindi ci voleva la microchirurgia. Che al tempo non c'era. Che facevamo, noi l'abbiamo fatta perché la sapevamo fare. Abbiamo cominciato a fare questa cosa, e sempre per quella famosa strana innocenza folle, noi non sapevamo, ma al mondo c'eravamo noi, un portoghese, un francese e un australiano al mondo che facevano questa cosa. E quindi ci siamo trovati improvvisamente al top dell'attenzione, perché questa tecnica era straordinaria per quei tempi. Ed è partito il boom del centro delle malattie dell'esofago a Padova, nel Veneto. Ma come mai, visto che poi lei è sempre, tra l'altro, una persona estremamente curiosa, ed è la curiosità che anche l'ha portata ad andare oltre i limiti che non erano stati osati da altri, nel Veneto c'era questo problema? Un po' per le abitudini alimentari, eccesso di alimentazione di polenta nelle campagne, quindi la pellagra, l'esofago è pelle, come quella della cute, e quindi queste discheratosi si chiamano, cioè le alterazioni dello strato esterno della cute, ci sono anche all'interno, e quindi io suppongo che in queste condizioni di alterata superficie dell'esofago, il fatto che quando noi mangiamo introduciamo tanti alimenti e tante sostanze che vengono usate per conservarli, per colorarli, per fare le coltivazioni intensive, potenzialmente capaci di attivare un meccanismo
che fa mutare le cellule, cioè attiva la cancerogenesi, no? E io presumo che questo sia una delle cause nel Veneto, oltre al fatto che, e qui lei sa che l'alcolismo sì, non era una cosa di poco conto, è anche il fumo, perché anche il fumo sicuramente conta, perché noi sappiamo che il fumo contiene sostanze cancerogene. Se uno fuma in bocca, la saliva si riempie di questo, inghiotti e passa per l'esofago, l'esofago è un po' alterato dall'eccesso di dieta con la polenta e quindi questo era quello che si era creato in quei tempi. Certo. Dopo è cambiato tutto, negli ultimi tempi invece il tumore dell'esofago non è più di tipo cutaneo, diciamo, ma è più di tipo gastrico ed è legato probabilmente alla quantità di reflussori che c'è e forse anche all'uso di tanti farmaci antireflusso che alterano il chimismo, alterano la flora batterica nello stomaco. Però questo è emerso solo successivamente, perché inizialmente... Questa è la seconda fase, sì, ma all'inizio erano tumori, diciamo, di tipo epidermoide, si dice, dell'esofago, e sono legati a quello che le ho detto. Ecco, dicevo, grande, quindi nasce tutto così, nasce così anche dalla casualità a volte. Sì. Lei tra l'altro si è specializzato in chirurgia generale toracica sviluppando tantissime tecniche innovative e qui anche la curiosità, l'osare, come diceva lei, sì, lo studiare e io direi anche una propensione naturale, perché quando poi lei è passato appunto a questa microchirurgia, chirurgia robotica nel 2018, quindi vuol dire l'altro ieri, si è cimentato e ha provato cose che potevano essere anche molto rischiose. Sì, certo, questo è un po' anche la spinta. Devo onestamente riconoscere che il professor Peracchia, che è il nostro leader di gruppo, no? Era uno appassionato dell'innovazione tecnologica e quindi lui ci ha sempre spinto in questo senso. E poi come la chirurgia laparoscopica, oggi è una cosa normale, no? Anche questo c'è un aneddoto, se posso raccontarlo in 2 parole. Allora, nel 68, nell'88 ci sono stati dei chirurghi ginecologi che facendo la laparoscopia per vedere come stavano le ovaie potevano guardare dentro nell'addome dappertutto e uno si è lanciato e ha tolto una colecisti con i calcoli a una signora. E dopo ne ha fatta qualche altra e ha pubblicato questa cosa. Nell'ambito della chirurgia ufficiale era una cosa presa come per ridere. Io ricordo che quando nell'89 il professor Terranova, che è uno della nostra scuola, organizzò ad Abano il congresso della chirurgia geriatrica, c'era la cena congressuale e a quell'epoca c'erano queste forme un po' classiste, per cui c'era il tavolo dei professori universitari di prima fascia, no? Io ero da poco diventato professore di prima fascia e quindi ero lì che stavo sempre zitto, seduto al tavolo dei grandi e tutti si lanciavano a dire che questa tecnica laparoscopica era una stupidaggine. E io non parlavo, ma pensavo anch'io la stessa cosa. Quando alla fine c'era il buffet, tutti si alzarono per andare al buffet, rimase a fianco a me il professor Pezzuoli, che era il capo scuola, e lui si voltò e mi disse: vedi Ermanno, io penso che questa cosa invece vada avanti. E io dici, no, rimasi colpito, avevo un'enorme stima del suo giudizio. Ecco perché. E lui mi disse, vedi, quando una tecnica viene presentata da 2 chirurghi un anno e presentano 15 casi, e l'anno dopo gli stessi 2 chirurghi presentano 300 casi e altri 20 chirurghi presentano 15-20 casi, vuol dire che la tecnica ha vinto, perché vuol dire che è sicura, è insegnabile ed è gradita ai malati. Io ho incassato, il giorno dopo con un assegno personale ho comprato tutta l'attrezzatura per fare la chirurgia laparoscopica e da allora fino al 93 mi pare
tutti gli interventi in Padova di chirurgia laparoscopica, anche in ospedale, anche fuori, sono stati fatti con la mia attrezzatura personale. Ma pensa, eccezionale. Quindi la passione è questa. Poi dopo, quando sono andato in pensione, sono andato a lavorare a Abano, e lì c'era il robot, c'erano dei chirurghi bravi a usare il robot, e ho imparato anch'io a usare il robot. Ma quello era il suo tarlo, però. Lei ha detto, io prima di tu dovrò riuscirci, è vero, a usare il robot, quindi era il suo puntiglio, quindi. E ci è riuscito con successo. Sì. Allora, guardi, io starei ore a chiacchierare con lei perché sono tutti racconti estremamente affascinanti. Andiamo a bomba. Andiamo allo IOV. Andiamo a bomba allo IOV. E come nasce l'idea dello IOV? Beh, l'idea di fare un istituto oncologico, IRCS, diciamo, era degli anni ancora 90, quando c'era un centro regionale ed era guidato da Lise e Chieco Bianchi, due bravi e stimati ricercatori del campo oncologico. Avrebbero voluto anch'essi fare l'IRCS, però diciamo che quel centro non aveva simpatie in tutto il Veneto perché era un Padova-centrico, e sa che il Veneto è fatto di tanti comuni, e quindi quando loro andarono in pensione nel 2003, tutti e due andarono in pensione, allora il dottor Cestrone fece istituzionalizzare un consorzio, cioè una forma diversa, un consorzio. Il dottor Cestrone che rivestiva il ruolo era il direttore dell'ASL che allora era dell'azienda ospedaliera universitaria, e quindi istituì questo consorzio a cui partecipavano i presidenti delle ASL delle principali città venete. E lo scopo di questo consorzio era istituire l'IRCS, e mi fu dato l'incarico di direttore scientifico di questa entità. E lì cominciamo a elaborare l'ipotesi di chiedere l'istituzione di un IRCS. Che in Italia c'era già. C'erano tante IRCS in Italia. Sì. Il Veneto non aveva nessuna IRCS. La Lombardia ne aveva una ventina, il Lazio 15, ed era l'anno in cui si cominciava a preparare la richiesta per le nuove IRCS, perché c'erano delle scadenze di solito. In assessorato alla regione nostra pensarono astutamente: vendiamo tutte le divisioni di oncologia mediche e le mettiamo afferenti allo IOV. Perché questo? Perché ogni divisione di oncologia medica ha un passivo di bilancio, i farmaci sono molto costosi, le tecniche di cura e diagnostiche sono molto costose, e quindi è logico che vengono curati i malati con le malattie neoplastiche e costano alla società, è giusto che sia così. Però le oncologie si trovano a questo passivo addosso, quindi pensava probabilmente in assessorato: questi 8 milioni di passivo, 8 miliardi anzi di passivo, li scarichiamo sull'IRCS, perché l'IRCS invece dipende dal Ministero di Roma. E quindi il Ministero si paga il passivo e noi riduciamo, diciamo, il passivo dei nostri bilanci. Certo. Il problema è che al Ministero c'era Ministro Sirchia, il quale era rigoroso e aveva anzi ottenuto che a livello nazionale venisse una norma per cui tutti gli IRCS, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si chiamano, che erano quasi tutti in passivo, dovevano rientrare in un pareggio di bilancio. Quindi era abbastanza improponibile. Io parlai anche con Sirchia, col dottor Zotta, che era il dirigente della sanità al Ministero, e tutti mi dissero: guarda che una proposta di un IRCS, questo IOV, che nasce con 10 miliardi di passivo a prescindere, e anche, dice, con dei reparti che rispondono, cioè la direzione sanitaria dovrebbe essere all'Istituto Busonera a Padova, però il malato che all'oncologia di Verona, di Vicenza o di Venezia, quel malato lì dipende, se ha un problema o una cosa eccetera, da una direzione che sta a 30, 40, a un'ora, 2 ore di strada. Certo. Dice, questo non passerà mai. No, Sirchia, che era un tecnico della sanità. Certo.
Allora io devo dire che cominciamo a pensare col dottor Donato, che era anche lui coinvolto in questa operazione, a come far elaborare un'idea diversa. E elaborammo un'idea diversa, che era quella di mettere all'Istituto Busonera, poi era questa la sede, il centro, diciamo, dello IOV, e le altre oncologie del Veneto, coinvolgerle in progetti di ricerca da proporre al Ministero, farsi finanziarie, distribuendo sia la direzione di questi progetti diversi. Certo. Io poi giravo per il Veneto come direttore scientifico, parlando con i presidenti delle varie ATE e con i colleghi, anzi, e sapevo che Verona era interessata alle malattie del sangue oncologiche, Vicenza a quelle neurochirurgiche, Venezia e Rovigo alla parte biologica laboratoristica. Quindi sviluppare quello Treviso, che c'era già una propensione. C'erano un'ottima anatomia e istopatologia. Adesso il professor De Tosse è presidente della scuola di medicina a Padova, allora era a Treviso. Quindi riconoscendo che questa diffusa eccellenza veneta poteva essere coordinata nello IOV, naturalmente distribuendo risorse, mezzi e personale anche a queste strutture, così si creava la rete veneta. Per quello che riguardava invece la clinica, bisognava che lo IOV potesse avere una dotazione di malati, e quindi in questo caso con una convenzione apposita con le strutture chirurgiche del Policlinico di Padova, che venivano a operare i malati che loro studiavano presso lo IOV, facendo di afferire allo IOV. Siccome la chirurgia invece è positiva quasi sempre, diciamo, come DRG, che sarebbe come dire quanto viene compensata un'operatività, in questo modo il bilancio dello IOV era tendenzialmente verso il pareggio, e quindi la cosa poteva stare in piedi. Ne avevamo parlato anche con, appunto, il Ministero, solo che quando arrivammo verso l'autunno del 2003, no, l'assessore, mi ricordo, si trovava a Belluno. Belluno era stata esclusa, non so perché, dai componenti del consorzio, e si lamentarono con lui. E l'assessore disse: ma ormai tanto ci sono le elezioni regionali, lo IOV non c'è, inutile che ne parliamo, non si fa. Allora io, con tutto il lavoro che avevamo fatto, ero abbastanza irritato, quindi risposi sulla stampa e dissi: no, non si fa perché il modello che proponi tu non sta in piedi. Quello che invece proponiamo noi tecnici, diciamo, sta in piedi. Allora fu convocata una riunione all'assessorato, e le andammo io, Cestrone, Rao, con il Toniolo, che era il direttore della sanità, e praticamente cominciarono dicendo: ormai è troppo tardi per fare questa cosa. E io dissi: ma guarda, se pensavate che io venissi a fare il direttore scientifico per gioco, per scherzo, dico no, perché voi, dico, proponete una cosa che non sta in piedi. Questa cosa qua, avevo già scritto, ce l'ho anche qui perché ho trovato tutte le carte, tutti i documenti, no. I documenti, questo qua sta in piedi, no? E devo anche dire che io mi ero un po' cautelato, ero andato dal governatore Galan a dirgli che poteva anche politicamente giocare questa carta degli IRCS, facendone 3 nel Veneto, uno a Verona di neuroscienze, uno a Venezia di riabilitazione, e quello a Padova di tipo oncologico. Tanto il Veneto non ne aveva neanche uno, poteva chiederne 3, e il Ministero ce li avrebbe dati. E così è stato? E allora, quando dissi questa cosa qua, il Toniolo si inalberò e disse: vale a dire all'assessore queste cose, se hai il coraggio. E dico: sono qua per questo. Allora andammo a Palazzo Balbi, l'assessorato, e riusciste il Toniolo andò dall'assessore con il mio documento. Dovette esserci, io non so niente, quindi bisognerebbe interrogare altri attori. Però passò. Presuppongo che ci fu qualche discussione a livello politico interno di quella che era la maggioranza di governo regionale, non so. E dopo l'assessore venne, aprì i lavori del consorzio,
chiese: adesso vogliamo sentire il parere di tutti i componenti. Lui non sapeva che io avevo fatto il giro di tutte le 7 chiese, no? E tutti quanti gli altri componenti dissero che erano d'accordo su questa ipotesi, e così no. ai primi dell'anno 2005, in tempo utile, fu approvato in Consiglio regionale e fu approvato anche in modo bipartisan, cioè tutte le componenti di maggioranza e di opposizione approvarono la istituzione non solo dello IOVA ma anche degli altri componenti. Poi Verona rinunciò a quello di neuroscienze, non so perché. Ma guardando indietro, che poi uno dice 2005 è tanto tempo fa per un giovane, sono 20 anni fa, per chi aveva qualche anno in più dice ma insomma di ieri, 2005, non è così tanto tempo fa. Lei che cosa le resta nel cuore? Perché siamo quasi in chiusura di trasmissione. Che cosa le resta? Devo dire... Che lei, voglio dire anche ai nostri telespettatori, è un professore, un medico, però che ha un'umanità straordinaria, cioè quello che la contraddistingue è l'empatia, l'umanità che lei trasmette, che riesce a comunicare in qualsiasi cosa che fa, al di là della sua grandissima competenza. Per quello le faccio anche questa domanda. Beh, io penso che con i colleghi con cui è stata costituita la rete veneta, infatti, abbia contato anche questo fatto, che sapevano di potersi fidare di me, perché io non ho mai tradito. E devo dire che dopo questa prima approvazione subentrò la fase invece di fare bene i conti, la fase realizzativa, e là ci demmo dentro tutti, devo dire, non so quante notti passammo dopo gli orari di lavoro che con non è così facile. La segreteria dell'istituto, che era la signora Brigitte Mazzocco e Riccardo La Penna, con dottor Daniele Donato che ho citato prima, alcuni miei collaboratori, Matteo Calgo. Mi sento l'obbligo di citare queste persone perché hanno dato tanto perché alla fine potesse essere elaborato il progetto, e poi quando si trattava di mandare il progetto a Roma bisognava fare una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo aveva detto il Ministero. Io dissi: amici miei, non mi fido. E allora chiesi a Mazzocco e La Penna: questo è il plico, prendete il treno. E domani di notte sono partiti e la mattina hanno consegnato al dottor Zotta del Ministero il plico, così a mani sicure, ed è stato approvato, che è stata una cosa nel 2005. Dopo è decollato con altri attori. Io ho fatto il direttore scientifico in tutto il 2005 e anche parte del 2006 dello IOV. Poi è subentrato il direttore che era Muzio e altri collaboratori, poi la Bonavina, poi i professionisti, no? Rossi, poi dopo di me fu il professor Amadoria, il direttore scientifico di altissimo livello, e poi altri, poi c'era il professor Castoro che si sviluppò qui allo IOV e poi adesso è andato in cattedra a Milano, e insomma tanti altri che adesso non posso citare, e poi gli ultimi che non li conosco perché sono troppo vecchio, però mi congratulo con loro, che ho sentito nella cerimonia, ho sentito quanto successo hanno avuto sul piano scientifico e anche sul piano clinico, ed è veramente un piacere per me constatare che questa creatura che sembrava un parto distocico è diventata invece una fiorente bellezza. Ecco, questa è una grandissima soddisfazione, però lei continua ad essere operativo perché non si stanca mai, ha fatto tantissime cose, cioè, faremo una volta una puntata sul suo curriculum vitae perché è straordinario, perché addirittura è stato docente di cinematografia scientifica al DAMS, certo, per riprendere quei lavori che lei faceva, che era una cosa anche non di poco conto. No, era una passione giovanile quella delle foto e del film. Però l'ha applicata anche alla sua attività, che è stata importante. Beh, ma abbiamo fatto dei filmati, abbiamo fatto dei filmati anche sugli studi archeologici a Montegrotto, col DAMS, altre. Quindi di tutto e di più. Sì, di tutto e di più. E poi ha viaggiato tantissimo comunque, quindi è eclettico. Adesso si può dire dove lavora? Adesso io l'attività, diciamo, quella non clinica applicativa chirurgica attiva l'ho chiusa. D'altra parte ho 85 anni, penso che posso chiudere. Direi di sì. Però, diciamo, la mia esperienza, che è grande, l'ho trasferita adesso
in Puglia, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, che è anche sede della nuova facoltà di medicina di Lecce. Lì c'è la chirurgia che è gestita da dei collaboratori che hanno lavorato con me quando dopo la mia pensione sono andato al Policlinico di Abano Terme, dove appunto ho fatto l'esofagectomia col robot. E lì c'è il dottore Spampinato, Manoceri, è una dottoressa molto brava, e quindi mi pare più logico, visto che tanti malati venivano dalla Puglia a Padova per farsi operare per malattia dell'esofago, lì dico che vadano sinceramente, tranquillamente a Lecce. Io lì ci sono, vado anche in sala operatoria, ma come tutore, cioè certo, come consigliere, diciamo, durante gli interventi più difficili, più impegnativi, e ne abbiamo fatti tanti di grandemente impegnativi, anche con grande successo. Sono anche fiero di questo, che si è trasferito al sud, perché è giusto che il sud si sviluppi e i malati del sud possono essere curati, hai ragione, come fossero a Padova, anche nella loro sede. Con delle eccellenze di professionisti come lei, e lei dice anche con strumentazioni di altissimo livello, questo è altrettanto importante, perché devono essere di supporto. Sì, lì non c'è niente da invidiare come materiale tecnico rispetto al nostro policlinico. Assolutamente. Professore, la ringrazio tantissimo. Grazie a voi, e soprattutto... un saluto ai telespettatori, spero di non avervi annoiato. Assolutamente, soprattutto per la sua simpatia, e poi vi invito anche a curiosare sul profilo Facebook del professore, perché sono tantissimi segni di gratitudine che vengono lasciati, ed è straordinario, perché non è così scontato, così automatico, perché lei è un uomo di scienza, di ricerca, clinico ovviamente, oltre che molto eclettico, e avere anche questa grande empatia per aiutare il paziente, per salvare una vita su tutti i profili, non solo di vita vissuta, ma proprio di potenzialità. La guarigione di una malattia grave o di un intervento grave si fa in due, cioè il malato ha delle intrinseche forze di guarigione che devono essere evocate e sorrette. Quando subisce un intervento molto grave, come gli interventi per l'esofago, il trauma stesso chirurgico riduce un abbassamento enorme della vitalità anche psicologica del paziente, e quindi lì il medico deve essere al suo fianco, perché deve essere capace di suscitare nel malato quella voglia di vivere, quella fiducia, quella guerra, decisione di combattere anche malattie brutte come quelle che sono le malattie neoplastiche, perché tante volte è così, in due riusciamo a guarire di una grave malattia come quella che è un tumore dell'esofago. Assolutamente. Grazie professore. Prego. Con questa bellissima riflessione, questa frase molto toccante, chiudiamo questo appuntamento. Io vi ringrazio di averci seguito, ringraziamo il nostro ospite e a presto. Buonanotte.